Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora consiglio a tutti, perché è veramente molto istruttivo, un giro sul sito dell'USB, l'Unione Sindacale di Base, cioè quella galassia di sigle, diciamo, più antagoniste di Landini, ammesso che qualcosa del genere sia ormai oggi possibile, la quale oggi guida la serrata, il blocco, lo sciopero selvaggio di 24 ore che per l'ennesima volta blocca il paese e crea danno ai lavoratori, agli studenti, alle famiglie, a tutti gli italiani, insomma. Perché è istruttivo? Perché si capisce l'orizzonte di riferimento del sindacato italiano, cioè le sue coordinate culturali di interpretazione della realtà, che non è, questa è cronaca, la nostra realtà in cui viviamo. Una volta c'era il famoso sketch comico dei fascisti su Marte, ebbene questi sono i sindacalisti su Marte. Vi leggo qualche estratto di un editoriale che c'è in home page, tra l'altro dal titolo non esattamente tranquillizzante: nuovo attacco al diritto di sciopero, Salvini va fermato. In che senso va fermato? Scusate, no, perché prima sentiamo da Landini, che ormai è sovrapponibile a questo universo antagonista, che la parola d'ordine del sindacato nel 2024 è la rivolta sociale. Ora l'USB ci dice nella sua homepage che Salvini va fermato. In che senso? Come? Che parole d'ordine sono? Sono le parole d'ordine storiche del sindacato italiano, che nei momenti in cui la violenza politica incendiò il paese seppe tenere la bada e prendere le distanze? No, evidentemente no. Ma al di là del titolo, l'attacco al diritto di sciopero di Salvini non si limita a ridurre lo sciopero generale indetto per il 13 dicembre e poi invece confermato dal TAR. Con nuove dichiarazioni, Salvini ora propone di rivedere la legge sul diritto di sciopero. Sì, perché crediamo che non sia il sacro graal o il dogma dell'Immacolata Concezione, come abbiamo detto ieri sera, non ovviamente di rivedere il diritto di sciopero costituzionale e sacrosanto, ma le modalità in cui si articola nell'anno 2024. In ogni caso, l'attacco non può essere sottovalutato. Assieme al DDL 1660 in discussione in queste settimane in Parlamento, che prevede nuovi reati e un generale inasprimento delle pene per chi protesta, qui si parla del DDL sicurezza, che ovviamente non punisce di per sé il reato di protesta, altrimenti saremmo in Iran, in Russia o in Cina, forse, insomma, in qualche paradiso totalitario o paracomunista, immaginiamo, come dire, ammirato da certo sindacalismo estremista. Quel DDL punisce chi blocca le strade per ore, chi nega agli altri cittadini il diritto alla mobilità, spesso alla cura, perché ricordiamo che le proteste folli gretine che hanno sequestrato intere arterie, per esempio di Milano, impedivano l'accesso ad alcuni ospedali. Quindi non è quello che dicono loro, si tratta di tutelare i diritti degli altri, che però per i sindacalisti non sono mai presi in considerazione. In ogni caso, dicono loro, il DDL sicurezza unito
all'ipotesi di rimettere mano alla legge sullo sciopero in modo ancora più restrittivo, si configura come un'autentica svolta autoritaria. Eccola la svolta autoritaria, che è un sempreverde sotto Natale, fa sempre comodo e ti garantisce di monopolizzare i titoli dei giornaloni per qualche giorno, insomma. E attenzione però, perché qui viene poi in coda c'è il veleno, nel senso del veleno ideologico e dello scollamento dalla realtà. Certo che bisognerebbe mettere mano alla legge 146 del 1990, cioè quella che regolamenta attualmente il diritto di sciopero, ma in una direzione esattamente contraria a quella che dice Salvini. Poi tenetevi forte, perché entriamo ora nel surrealismo puro. Questa legge impedisce che gli scioperi possano protrarsi oltre le 24 ore. Cioè vorrebbero scioperare di più di 24 ore, vorrebbero bloccare il paese, negare il diritto alla mobilità, negare il diritto al lavoro, negare il diritto allo spostamento degli italiani per più di un giorno. Trovano che si scioperi troppo poco in Italia, per troppo poco tempo. Il paese in cui c'è uno sciopero dei trasporti a settimana, in generale ci sono stati 1000 scioperi dai 2 anni in cui il governo di centrodestra si è insediato, in questo paese, preda di un sindacalismo anacronistico e ormai virtuosistico, cioè che sciopera per scioperare, secondo costoro in questo paese si sciopera troppo poco, e questa legge obbliga ad una procedura tortuosa e complessa per tornare a proclamare nuove agitazioni. Ma come tortuosa e complessa? Ma ne dichiarano, a essere generosi e rimanere nel settore dei trasporti, mediamente una settimana? Sempre il venerdì, tra l'altro. Ma dov'è la procedura tortuosa e complessa? Sequestrano le nostre vite, negano la nostra libertà di movimento, ci impediscono di lavorare almeno una volta a settimana? Dov'è la procedura tortuosa e complessa? Cioè, voi capite che siamo realmente in un'altra dimensione, dove non valgono la logica, le esigenze concrete delle vostre giornate concrete. Siamo all'interno di una bolla ideologica allucinata in cui in Italia si sciopera troppo poco, è troppo difficile scioperare e bisognerebbe bloccare il paese per più di 24 ore. Questo non è un sindacato solo anacronistico, questo è un sindacato oggettivamente delirante. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.